tecnica che si usa spesso, ed è quella che abbiamo anche visto prima noi altri, no? Frontale gamba avanzata, prima l'abbiamo visto sul mio jab, no? Blocco col frontale gamba avanzata. Difesa su questo calcio qua, no? Io faccio il jab, lui viene, io porto via, ok? Non è detto che all'inizio lo facciamo spezzato, facciamo un colpo più un colpo, andando avanti con la tecnica faccio un colpo, fa subito, via, porto via, contrattacco con calcio meglio molto, lo sto facendo anche al corso. Ok, adesso non mettete il jab e il frontale e io faccio jab frontale. Qua lui fa solo il frontale, il compagno fa solo il frontale, e lavoro su questo spostamento. Che spostamento? Leggermente indietro e laterale. In questa posizione riprendo sempre l'angolo neutro dell'avversario. In questo caso posso tirare il pugno, no? O low kick. Okay. Questo sulla gamba avanzata, questo è una difesa sulla gamba avanzata. Sulla gamba arretrata invece difendiamo, in questo caso qua con il gomito. Gamba avanzata, spostamento circolare e difesa con il gomito. Okay? Uguale, mi ritrovo sempre ad avere un angolo neutro. Lui va a vuoto e io subito contrattacco. Allora, frontale gamba dietro, qua, gomito, pugno, calcio. Non mi riuscirà mai. Sbilanciamento, va, scende, va, sbilanciamento. D'accordo? Sui due calci, su questi due calci frontali che si usano sempre, abbiamo queste due solo, una delle tante soluzioni, poi ne vedremo ancora un'altra. Anche la presa, potrei avere la presa, e dopo la posizione. D'accordo? Adesso è importante è capire che la mano, il braccio avanzato è sempre lo stesso, difende sia sul calcio avanzato che sul calcio arretrato. Questa, la guardia, il destro, sempre alta. 1, vado sotto, 2, vado sotto, ok? Lavoro sempre con questo braccio, 1, 2, 1, 2, ok? È sempre lo stesso braccio che lavora, che difende, il braccio avanzato. Ora, sì, quando fate i frontali, il bersaglio in allenamento è sempre il busto e la parete addominale. Non andate a tirare il viso perché non serve, vi tagliate la faccia per niente. Lavorate sempre sulla parte addominale. Allora, faremo questo adesso. Faremo questo. 1, va, laterale, low kick sotto. Ok? Ne fate uno a testa. Poi quando vediamo il cambio, calcio frontale gamba arretrata, 1, va, sempre low kick sulla gamba avanzata. 1, 2, prima fate questo e poi fate questo. Sì. Okay. Poi vi spiegheremo, intanto facciamo questo lavoro qua, poi vi spiegheremo sempre sul calcio gamba dietro, ok? Va, la presa sul calcio gamba dietro. Presa, va, fattura e ginocchiata di nuovo. Intanto facciamo questo lavoro qua. Frontale 1 con lo spostamento, frontale 2, passo semicircolare e controllo con il volo. D'accordo?